Bentrovati amici della Wii Sport, si rinnova l'appuntamento con il campionato di eccellenza. Siamo arrivati al 10° turno e dal campo Aldo Binanti di Scordia scendono in campo Città di Scordia e Città di Messina. I ragazzi di mister Furnari hanno accolto una vittoria nell'ultimo turno grazie all'1-0 interno firmato Ciccio Cardia contro l'Aula. Dall'altra parte invece 0-0 sul campo del Paternò per il Città di Scordia. Mister Furnari disegna il suo Città di Messina con il classico 3-5-2 con Paternini tra i pali, difesa 3 con Leo, Filistad e Bombara. A centrocampo sugli esterni aggiranno Di Stefano e Fragapane, sulla mediana invece Alessandro, Cardia e Quintoni, in avanti Genovese e Codagnone. Dall'altra parte invece mister pensa bene, sceglie con il numero 1 Valenti, 2 Campagna, 3 Tarantino, 4 Provenzano, 5 D'Angelo, 6 Russello, 7 Dalotta, 8 Tribuglio, 9 Nassi, 10 Zumbe e 11 Gambino. Il Città di Messina in maglia bianca, inserti giallo-rossi, il Città di Scordia in tenuta rosso-blu e attacca da sinistra verso destra dei vostri videoschermi, viceversa ovviamente il Città di Messina da destra verso sinistra. Una partita importante ai fini della classifica, cerca di partire subito forte lo Scordia con questo tentativo dalla distanza da parte di Provenzano, facile preda bassa però dell'estremo difensore Paterniti. Dall'altra parte il Città di Messina prova a farsi vedere in avanti con Alessandro che va a scaricare per Di Stefano, stoppa e mette il pallone dentro con il destro. La girata volante da parte di Codagnone va altissima sulla volta difesa da Valenti. Il Città di Messina ancora in avanti con questa lunga gittata da parte di Bombara, in qualche modo prova a liberare la difesa dello Scordia sul sinistro di Stefano, deviato, arriva tra le braccia di Valenti. Arrivano però i primi problemi per i padroni di casa, infatti si infortuna l'esperto difensore D'Angelo che è costretto a uscire e trarrà Desi al suo posto. Prova allora a farsi largo tra le maglie dello Scordia e la Città di Messina con questa geniale idea da parte di Genovese di servire Alessandro il diagonale da posizione defilata, viene respinto da Valenti. Città di Messina pericoloso, adesso arriva anche la doccia fredda per lo Scordia, infatti per delle numerose proteste viene espulso Nassi e lo Scordia al 31esimo è in 10 uomini. Il Città di Messina allora prova a concretizzare la superiorità numerica, c'è questa respinta corta da parte della difesa padroni di casa, ci prova Cardia alla distanza e per poco non trova il jolly, come sempre può dare confidenza alla zona gol il centrocampista di mister Furnari. Poi Fragapane appoggia per Genovese che lascia sul posto Campagna, mette in mezzo anticipato il tentativo da parte di Codagnone di deviare il pallone, come sempre però quando prende la sfera Genovese sono dolori per le difese avversarie. Dall'altra parte è il solito Provenzano a provarci con un calcio di punizione, spara bene però in maniera plastica Paterniti. Il score resta sullo 0-0 quando allo scadere del primo tempo è ancora una volta lo Scordia a portarsi in avanti da Zumbo, ancora per Provenzano, in 2 tempi riesce a deviare il pallone Paterniti che finisce fuori e finisce anche la prima frazione, infatti arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara e 0-0 fino a questo momento all'Aldo Binanti tra Scordia e Città di Messina. I padroni di casa però sono in 10 per l'espulsione del centravanti Nassi al 30esimo, decisione abbastanza dubbia del direttore di gara De Vincentis della lezione di Taranto. Poi Provenzano ci prova sul calcio di punizione, un ottimo tentativo per il numero 4 di mister pensa bene che però va di poco alto sulla porta di difesa da Paterniti, prova a cambiare qualcosa mister Furnari, infatti esce Di Stefano ed entra De Luca al 60esimo. Entrerà anche Rasà per Fragapane, prova ad aumentare i centimetri in avanti il Città di Messina, ma è lo Scordia ad avere l'occasione giusta per portarsi in vantaggio. Ancora un calcio di punizione di Provenzano che in maniera egregia lo trasforma e porta in vantaggio lo Scordia. Siamo al minuto 67 e le ostilità vengono rotte dal calcio di punizione del numero 4 dei padroni di casa. Bellissimo il suo tentativo, bellissima la sua realizzazione. Prova a correre ai ripari mister Furnari, esce Filistad ed entra Ginacò, adesso è 4-2-4 per il Città di Messina che si porta in avanti, sventagliata dal neoentrato Ginacò. Dall'altra parte Genovese lascia sul posto l'avversario, prova a entrare in area di rigore, viene esteso così da Russello. Per il direttore di gara non c'è nulla, le nostre immagini però lasciano qualche dubbio sulla decisione da parte di De Vincentis. Allora il Città di Messina si fionda nuovamente in avanti, Genovese prova a mettere dentro per Codagnone che va a deviare, poi Ginacò riesce a recuperare il pallone, il tentativo da parte di De Luca dalla distanza viene rimpallato alla difesa dello Scordia. C'è poi il ribaltamento di fronte ai padroni di casa, provano a portarsi in avanti con il numero 16 Desi che ci prova con il mancino
arriva però ancora un cambio per il Città di Messina, esce Quintoni ed entra Calcagno, proprio il numero 15 caricato del calcio di punizione al minuto 95, mette il pallone in mezzo, arriva Cardia ed è 1-1 Città di Messina, incredibile all'Aldo Binanti, dopo una partita di grande sofferenza soprattutto nel secondo tempo. I giallorossi di Mister Furner riescono a trovare il gol del pareggio ancora una volta con Ciccio Cardia, provvidenziale con i suoi inserimenti da calcio da fermo, provvidenziale con i suoi inserimenti sulle palle alte come contro l'Avola, anche contro lo Scordia, è decisivo e finisce 1-1 all'Aldo Binanti di Scordia per la 10ª giornata del campionato di eccellenza. Si dividono la posta in palio Scordia e Città di Messina che resta a -4 e la prossima settimana aspetta la visita del Biancavilla sul campo di Mili. E allora amici della Wii Sport, il più cordiale saluto da Antonio Caroè e alla prossima!